Il servizio difette ai cittadini contestano, ma la tassa va pagata, anche quella degli anni passati, perché magari dimenticata, volontariamente ignorata o per clemenza dell'anagrafe tributaria. Il Comune di Agrigento ha inviato 8.000 avvisi di pagamento della Tare del 2014. L'attività di accertamento continua a tamburo battente nel tentativo di recuperare quanto più possibile per provare a ridare ossigeno alle anemiche casse di Palazzo dei Giganti in grande affanno. Sul fronte della differenziata guadagna nuovamente alla ribalta una pesante accusa già sollevata nei giorni scorsi da Legambiente. Claudia Casa torna a farsi sentire puntando l'indice contro alcuni operatori ecologici, rei a suo dire di giocare sporco nel senso di agire per fare fallire la raccolta. Perché Claudia Casa non denuncia tutto alla procura? È la risposta di Giuseppe Di Rosa, anzi a garanzia dei lavoratori onesti, aggiunge l'ex vicepresidente di Aula Sollano, l'organo inquirente di via Mazzini intervenga d'ufficio per vagliare le affermazioni dell'esponente ambientalista anche nell'interesse delle ditte e della città. E intanto la tassa sui rifiuti in provincia di Agrigento si paga il doppio rispetto alla media regionale e il triplo di quella nazionale. A rilevarlo è l'osservatorio tasse locali della Confcommercio che ha censito il costo per singola categoria produttiva rappresentato dalla Tari. I più tartassati: alberghi, ristoranti, supermercati, negozi di abbigliamento, calzature, ferramenta e altri beni durevoli, agenzie e studi professionali, auto o saloni. E in queste ore tiene banco la decisione del TAR Palermo che ha parzialmente bocciato l'ordinanza del governo Musumeci che imponeva ai comuni di conferire rifiuti all'estero se non avessero raggiunto il 30% di differenziata con gli accordi da sottoscrivere entro il 31 luglio, pena la decadenza di sindaci e giunte. Questo passaggio normativo è stato sospeso. I sindaci e l'ANCI in generale chiedono più tempo per firmare gli accordi e contestano l'obbligo di dover firmare contratti con le 4 società individuate dalla regione senza gara ma con un semplice avviso. Si tratta di una ditta di Bolzano, della D'Angelo di Trapani, della Tech Service di Floridia e della Sicula Trasporti di Lentini.